La quarta corsa è un confronto sul doppio chilometro per cavalli di categoria F, sono 10. 1 Urbe del Ronco, 2 Socrate Benal, 3 Velocité Alter, 4 Zemellino, 5 Vicoletto Brid, 6 01 MMG. Seconda linea 7 Alfredo Dipa, 8 Zola Bad, 9 Oktoberfest, 10 Asia LL. Pronostico che vede Vicoletto Brid nel ruolo di favorito numero 5 dello schieramento, Massimiliano Michelotto in sediolo, 100 metri allo stacco della macchina. C'è l'errore di 01 MMG, mentre si lancia in avanti Velocité Alter che conquista la testa nei confronti di Zemellino, che riesce a scendere alla numero corda 2 Socrate Benal di precisione su Urbe del numero Ronco, 7 mentre Alfredo al Dipa largo squalificato. insiste Vicoletto Brid, si porta su Velocité Alter dopo 200 metri, in 15,2 attacca e ottiene strada davanti alle tribune. 300 metri e Vicoletto Brid è leader, seconda posizione per Velocité Alter, in terza c'è Zemellino, poi a seguire Urbe del Ronco. Sono rimasti in 6, corsa sul doppio chilometro. Se ne vanno intanto i primi 600 di gara in 46,1 per la testa, Vicoletto Brid leader, Velocité Alter in seconda posizione, poi Zemellino, ancora Urbe del Ronco che precede Asia LL, a chiudere Oktoberfest. Situazione invariata, tutti in fila indiana dopo 800 metri in 1,2 con 31,8 di secondo quarto. Sempre Vicoletto a fare l'andatura e ora a cercare di moderare ulteriormente il ritmo dopo un chilometro che viene percorso nell'ordine del 1,18,2 davanti alle tribune, in vantaggio numero 6 01 MMG squalificato. sempre Vicoletto Brid nei confronti di Velocité Alter, muove all'esterno Urbe del Ronco. Urbe del Ronco dopo 1200 metri avanza al largo e cerca di avvicinare Vicoletto Brid, che ha fatto tutto con estrema calma fin qui, e ora c'è una prima accelerazione con Vicoletto sotto la minaccia di Urbe del Ronco, che attacca a 500 dalla conclusione, è già in grado di passare, mentre anche Velocité Alter ha seguito al largo Urbe del Ronco, che ora è in vantaggio. Avanza anche Asia LL, seguita da Zemellino, cavalli a metà della curva finale. Velocité Alter cerca di avanzare su Urbe del Ronco, mentre più indietro Asia LL è avvicinato da Zemellino, retta d'arrivo con in testa Urbe del Ronco, attaccato però con decisione da Velocité Alter. Velocité Alter nel finale si avvantaggia, passa e vince. Terzo posto per Asia LL che controlla Zemellino. Il successo a sorpresa per Velocité Alter con Raffaele Scarpa in sediolo, un bel 29,6 a chiudere, 1,16,6 sul doppio chilometro. La vittoria 10 a quota fissa, 10 la quota anche al totalizzatore per Velocité Alter, che vedete transita primo sul traguardo piegando Urbe del Ronco, la felicità di Raffaele Scarpa che alza al cielo la frusta. Il terzo posto per Asia LL.